le formazioni scendere in campo. Salutiamo intanto tutti quelli che ci seguono sul canale YouTube della divisione La Magia e la Gioia del Futsal. Oggi al Pala Wagner in campo con il numero 1 Palazzo, il numero 2 Punzi, il numero 4 Miuli, il numero 5 Baccaro, il numero 6 Da Silva Bruno Alexandre, il numero 9 Fanelli, il numero 10 Segovia, il numero 11 Borselli, il numero 13 Semeraro, con il numero 20 Fusco, con il numero 22 D'Aversa, con il numero 28 Mastrovito. In panchina Giuseppe Convertini. Mascalucia calcia 5 con il numero 25 Danilo Lofaro, con il numero 22 Danilo Longo, con il numero 15 Antonio D'Arrigo, con il numero 13 Douglas Radaelli, con il numero 33 Roberto Scuderi, con il numero 17 Riccardo Santonocito, con il numero 20 Simone Tosto, con il numero 29 Leonardo Foti, con il numero 2 Diego Gerli, con il numero 8 Luca Longo, con il numero 12 Gabriele Licerdello. Arbitri della gara Domenico Di Donato di Merano, Ionut Cristea di Albano Laziale, Alcrono, Emanuele Nazareno di Gregorio di Catania. Partiti. Il numero 22, il numero 6 che prova il tiro. Scuderi e Danilo Longo a prendere il pallone, ancora per Scuderi e Douglas per D'Arrigo. D'Arrigo ancora per Douglas che tenta il tiro, colpisce l'incrocio dei pali. Segovia prova la botta, non passa Longo. Segovia che tenta il tiro, Semeraro Alexandre, D'Aversa cerca di allungarsi, ma è bravo Tosto a rubare il pallone. Ancora Tosto, ruba il pallone D'Aversa, forse un'azione viziata da un fallo, ma prova Fanelli, che tiro, l'azione offensiva. D'Aversa, attenzione a D'Aversa, che azione di D'Aversa, esterno dell'incrocio per D'Aversa. D'Aversa tenta il tiro, palla in calcio d'angolo, ancora D'Arrigo che mette per Douglas un ottimo pallone e ancora Douglas che prova il tiro. Wagner partiti anche per questa seconda frazione di gioco. C'è stato un tocco, ma è D'Arrigo pronto a tirare in diagonale. Che miracolo, signori, di Lofaro. Punzi per Segovia contro Douglas. Stavolta salta e trova il gol D'Aversa. 6:59. Segovia che aveva vinto lo scontro contro Douglas. 6:59. 1-0 per gli ospiti. D'Arrigo Douglas prova il tiro, Danilo Longo. Comincia ancora il Mascalucia con un tiro di Tosto. E finisce qui con la vittoria dell'Itria. All'ultimo istante sfiora il colpaccio il Mascalucia proprio sull'azione del power play e finisce 1-0 il risultato al Pala Wagner. Da Rosario Sortino e Francesco Caruso alla regia è tutto. Dalla divisione calcio 5 a voi, al prossimo match.